stato un incontro molto importante, si è parlato di sostenibilità, che è una cosa fondamentale nei siti UNESCO, e si è però fatto anche l'accenno alla grande bellezza che oggi possono vantare le colline Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Questa è la vera grande forza che deve spingere questo territorio, perché oggi siamo in un cluster di 59 siti UNESCO in Italia e di oltre 1190 al mondo, e quindi questa è la cosa importante, la cosa nuova che da 5 anni anima queste colline, e così il visitatore può venire a vedere sia la grande bellezza che provare lo splendido prodotto delle colline. Sono altamente sostenibili perché stiamo lavorando in questa direzione, questa è la cosa più importante, in sinergia con la DOCG, e questa è anche un'altra cosa molto importante, perché il territorio deve fare sinergie per avere sostenibilità. La sostenibilità è vista anche da chi si viene a trovare ed è molto attento a questi aspetti. Noi lo vediamo soprattutto nel cammino delle colline Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dove i visitatori che arrivano sono molto attenti anche alla parte di sostenibilità, alla parte di gestione dei rifiuti, alla parte anche di attrattività dell'ospitalità, e quindi questo aspetto qua è molto importante.